Via Culiada, una strada lunghissima che da Feltre porta a Fonzaso, teatro purtroppo di un fatto criminoso. Rapina di notte con vittime chiuse legate in bagno, città attonita di fronte a quanto accaduto, a cominciare dal suo primo cittadino. Quanto accaduto a Feltrino è un episodio grave che richiede la massima attenzione. Come comune siamo in costante contatto con tutte le forze dell'ordine che stanno operando con professionalità e tempestività e alle quali va il nostro pieno supporto. Da tempo stiamo lavorando sul tema sicurezza e rafforzare il sistema di sicurezza sul territorio è uno dei progetti. Oggi a Feltre sono attive circa 60 telecamere di videosorveglianza e il nostro impegno è quello di implementarli ulteriormente anche con sistemi di lettura tag nelle principali rotatorie e nei punti di accesso alla città. Feltre resta nel complesso un territorio sufficientemente sicuro, tuttavia episodi come questi non vanno sottovalutati, devono essere affrontati con determinazione e prevenuti con ogni mezzo possibile. Abbastanza drammatica la faccenda, ormai non si è più sicuri da nessuna parte. Ho sentito adesso al mercato, E che effetto le fa una notizia? orrendo, paura. Che effetto le fa una notizia? Brutta, molto brutta, perché non siamo più sicuri. Non si è più tranquilli al giorno d'oggi, quindi bisogna stare attenti e niente, sperare. Noi che abbiamo figli, cioè, vabbè, anche chi non ha figli, ma noi che abbiamo una figlia sinceramente è ancora peggio. Sono stati addirittura legati, quindi uno non è più tranquillo neanche in casa propria, cioè una roba tremenda per quanto mi riguarda. Sicuramente non mi fa sentire a mio agio, al sicuro, mettiamola così, se succedono queste cose. Mi dispiace, ma sono cose che succedono qui, succedono in altre città, non ci possiamo fare niente. Le forze dell'ordine fanno il loro lavoro, ma non possono essere ovunque.